Il mondo agricolo e la ristorazione. È questo il tema del convegno regionale che Futuro Agricoltura ha organizzato martedì 6 febbraio presso l'Istituto Salesiano Manfredini di Este per avvicinare gli imprenditori del mondo agricolo a quelli della ristorazione. Numerosi e qualificati gli interventi sia del mondo istituzionale che delle strutture agricole, dell'alimentazione e della prevenzione nel convegno moderato dal giornalista Maurizio Drago. Sono già presenti sinergie tra il mondo agricolo e la ristorazione nel territorio di Este? Este ha voluto sottolineare l'importanza del primo settore dell'economia italiana, cioè l'agricoltura, anche con la festa dell'agricoltura, e quest'anno, il 1° maggio, coniugheremo soprattutto l'attenzione sui prodotti dell'agricoltura e quindi questo abbinamento anche enogastronomico con i prodotti della nostra terra. È un tema estremamente importante che sottintende due aspetti, quello della sicurezza alimentare e quello della qualità. Qual è il ruolo dei NAS nell'ambito della ristorazione alberghiera? Fondamentalmente nell'ambito della ristorazione come nell'ambito della grande distribuzione il controllo della qualità del cibo e soprattutto della provenienza dello stesso. Noi dobbiamo garantire che sulle nostre tavole arrivi la qualità migliore e soprattutto la qualità che viene garantita appunto dal prodotto e dal nome di chi lo commercia. Lo chef è il garante dei prodotti utilizzati in cucina? Beh, direi proprio di sì. Mai come in questo preciso momento lo chef è assolutamente il garante della qualità e dell'eccellenza che deve portare in tavola. Lo chef deve farsi portavoce della valorizzazione di quello che sono le eccellenze dei prodotti dei nostri coltivatori. Quali sono i segreti per una corretta alimentazione? I segreti possono essere tanti e anche pochi, nel senso che quando parliamo di corretta alimentazione riguardante gli animali da reddito, io mi faccio riferimento a delle razioni che siano il più genuine possibili. Qual è la forza di un convegno di questo tipo nei confronti dell'educazione e la formazione dei ragazzi? È un potere davvero straordinario quello di oggi, perché coniugare insieme il mondo dell'agricoltura e il mondo della ristorazione è davvero una sinergia straordinaria, perché noi qui stiamo facendo cultura. Tra l'altro la location nel quale ci troviamo è proprio un luogo dove noi facciamo cultura dal punto di vista della ristorazione, dal punto di vista della trasformazione dei prodotti della terra. Durante l'incontro, spiccatamente rivolto agli studenti della scuola a indirizzo alberghiero, per mano del segretario nazionale Danilo Maron, il Sindacato Europeo del Lavoro ha premiato il noto scrittore Ferdinando Camon per aver contribuito allo sviluppo economico e alla crescita del lavoro. Quanto è stato difficile raccontare il suo territorio in modo disincantato e nitido senza edulcorare la realtà? Beh, non è stato difficile, perché a me così nasceva questa narrazione, questa descrizione. È stato difficile farla accettare dai paesi, dai contadini, dagli abitanti della civiltà contadina, perché loro volevano un'altra presentazione, che li presentasse come felici, benestanti, viventi una vita decorosa, eccetera. E vedersi descritti così, erano così, li ha spiazzati e li ha offesi per un paio di generazioni. Sono i figli dei loro figli che adesso accettano quei libri. Quanto è importante la cultura nel mondo del lavoro, nel mondo agricolo e in quello della ristorazione? La cultura è importante su tutte le attività umane, per cui è quello che permette all'uomo di crescere, di essere consapevole di se stesso e quindi di agire al meglio quando deve fare delle scelte o deve comunque prendere delle decisioni. Perché chilometro buono e non chilometro zero? Il fatto che un prodotto possa essere vicino a dove abitiamo non è sempre indice di qualità in questo caso. Pensiamo per esempio al caffè o al cioccolato, a tutti quei prodotti che vengono dalle altre parti del mondo. Noi stessi, la nostra tradizione enogastronomica veneta prevede per esempio la ringa o il baccalà che arrivano dal Mare del Nord e il mais nella polenta che arriva da noi solamente appunto a metà del 500, per cui chilometro buono perché bisogna imparare a scegliere quei prodotti che fanno veramente parte della nostra tradizione quotidiana di alimentazione,
fare qualche sforzo nel cercare i produttori migliori e imparare che per bontà si intende anche etica. Che peso hanno i giovani ristoratori per le associazioni di consumatori? La nostra associazione Assoconsum ritiene che il futuro dei consumatori passa anche dalla tavola e dal consumo consapevole del cibo e dell'alimentazione. Che cosa pensa degli OGM, gli organismi geneticamente modificati? Allora, gli OGM sono diventati più che altro un problema politico che non scientifico. Infatti la comunità scientifica sicuramente non ha paura di questi alimenti geneticamente modificati, anche perché da anni ormai noi li mangiamo, anche se inconsciamente. Per qual motivo Futuro Agricoltura ha deciso di collaborare con le scuole? Il motivo è molto semplice, perché Futura Agricoltura, che è un'associazione molto giovane e vuole lanciare questa sfida, perché l'agricoltura di alta qualità, qual è l'agricoltura veneta e l'agricoltura locale, deve andare in simbiosi con le scuole, ma non le scuole in generale, ma in particolare con le scuole alberghiere. L'evento è stato realizzato in collaborazione con Ambrosia Alimenti Sicuri, Le Gemme dell'Orto, SESA Servizi Ambientali, Assicurazioni Cattolica, Associazione Assoconsum e Società Agricola Il Pian Zio.